Oggi ricordiamo le vittime di quegli attacchi, delle oltre 2.900 persone che hanno perso la vita, 372 provenivano da oltre 90 nazioni. Le loro famiglie piangono ancora. Mio fratello è vigile del fuoco, quindi alla Ederle è venuto qua per la commemorazione. Ricorda dov'era? Sì, esattamente. Sì, sì. Possiamo chiederle. Era un compleanno di un ragazzino. Anch'io ero piccola, per cui... È una data molto importante, comunque da ricordare, sicuramente la memoria è veramente molto importante. Comunque questo monumento che hanno realizzato a Padova diversi anni fa, mi sembra sia di Libeskind, io vengo spesso a vederlo perché comunque facevo scuola da queste parti e comunque vederlo con così tante persone, di solito è un posto deserto, è comunque un'emozione. Lei ricorda dov'era in quei momenti, l'11 settembre del 2001? Io lavoravo in quel periodo, però è stata i telegiornali, vedere le torri, il fumo, la gente che scappa, è una cosa che colpisce tutti. È giusto ricordare. È giusto ricordare. No, io sono del 2004, quindi sì. Neppure tu eri ancora No, nata. infatti, però comunque è un'emozione vedere così tante persone intorno, le forze dell'ordine, è veramente una bella sensazione perché ti fa pensare che appunto nonostante tutto il male che ha provocato questo episodio ci sia comunque qualcuno che ancora crede che sia giusto ricordarlo. Parlano di costruzione di un mondo migliore, così giovane, ci credete nella possibilità di un mondo migliore? Sì, io sono molto fiduciosa, credo molto nel futuro, nelle persone, spero di non sbagliarmi.